Amici bellini, buongiorno. Insomma, guardiamoci prima insieme, perché poi me la riguardo anche io, la reaction di ieri che non ho potuto postare. Dopodiché tra qualche ora ci sono screenshot da vedere per l'analisi tattica. Ho ascoltato le parole di Mazzarri e ne dobbiamo parlare. Quindi lasciamo tanti like. Benvenuto Orange J che si era iscritto durante la live. 1000 like e andiamo con l'analisi tattica perché ho tante cose da dire. Cominciamo! Dai amici bellini, dai! Formazione, lo sappiamo, cominciate già. Jolier a centrocampo. basta, Sanremo. È tornato Zielinski, vediamo perché magari contro i cugini, il derby di Zielinski. Vediamo. Una bella scivolata di Zielinski. Bene. Zelo. Vai Kvara. Guarda Rachmani che inserimento. Ma no, che peccato. È tornato a Kvara addirittura a difendere. Vabbè. Buon recupero palla. Vai Kvara. Madonna mia, Simeone. Che peccato. Ma ha preso il palo. Cioè ha preso il palo esterno. È la palla di Zielu. Mazzocchi, avevi puntato anche bene. Vai Simeone. Spinto a due mani, c'ha ragione Mazzarri. L'ha spinto a due mani. Poi meno male che Leao gliel'ha data male a Pulisic perché Juan Jesus ci aveva fatto un assist. Attenzione Teo, Maronna mia, solo lui! È entrato come il burro, mamma mia. Sovrapposizione interna. E là è Di Lorenzo che lo deve seguire, va giù, mi dispiace, aiuto. Ma che stiamo parlando? E se tu sei tutta fascia, sta davanti a te, lo deve seguire Di Lorenzo, non lo puoi far andare così. Ma voglio vedere con questo 1-0 al 25esimo, sta squadra come reagisce. Che è una squadra impostata per difendersi e... Madonna. Signori, che facciamo? Bolliamo? Abbandoniamo la competizione? No, perché qualcuno mi ha detto che il campionato è ancora lungo. Ehi Magit, se è ancora lungo mi terrorizza questa cosa. Da farne subito. C'è l'arbitro dei comitati anche sa. Un esempio sui falli laterali, visto che nessuno ne parla, vi voglio dire sempre qualcosina che non si dice in giro. L'Inter, no, gioca con la difesa a 3 con i 5. Ieri ho visto la fallo laterale. Lo teneva Carlos Augusto e lo è andato a battere Bastoni, cioè il braccetto, non l'esterno. È già un atteggiamento più offensivo, no? Perché tu togli un braccetto, c'hai un esterno in più e puoi andare così. Invece qua Ossicard la dà a Di Lorenzo, perché è Di Lorenzo che su tutta la fascia se la deve fare, così c'hai uno in più in mezzo. È proprio un atteggiamento di paura che dovete capire. Mamma mia, anche sa, mamma mia. Che devo vedere? Io non so nemmeno cosa chiedervi, onestamente, sono un po'... mi sto ammosciando. Lasciate il like per tenere me su, perché se mi ammoscio pure io è la fine. Politano al posto di Ossica. Vediamo un po'. Florenzi, mamma mia, Collini. Gesù. Io è un incubo, proprio un incubo. Poca roba, questo fallo che ha chiamato a Leao, poca roba. Ci stanno graziando. Rachmani, aiuto. Leao, un altro assist, ci poteva stare il rigore. Aiuto, si disinteressa del pallone, va solo al contatto. Io, se non mi danno questo rigore, mi incazzo tantissimo. Siamo onesti. L'Atalanta ha fatto 4 gol in trasferta. Il Bologna ha fatto 4 gol. La Fiorentina ha fatto 5 gol. E Leao la tira in curva. Vai Simeone! Te l'hai pigliato, segna, belli! Mannaggia! Signori, la togliamo Simeone! Che ne dite? Togliamo Simeone e mettiamo Raspadori perché non ci dobbiamo esporre troppo, non sia mai. Passiamo al 4-2-3-1. Non sia mai. E lo vado a Simeone. Hai tolto al Simeone. Kvara Maropolitano ha rubato pallone a Kvara. Vabbè. Capita. Lobotka è sempre uno di quelli che gioca da solo. Negli incubi generali. Lobotka. Vai Kvara, madonna mia. No. Politano! Mannaggia!
Altra spinta a due mani di Rachmani, mamma mia, Rachmani proprio. T'ha diffidato, doveva essere ammonito. Dobbiamo dire le cose anche al contrario, non solo quando fanno fastidio a noi. Gollini. Mi sta piacendo Mazzocchi. Ci siamo? Mi sta piacendo Mazzocchi. Lea. Oh, fuori. Questa era di Mazzocchi. Gliela proprio passata a loro. Ragazzi, è abbastanza incredibile che siamo ancora sull'1-0 e che il Napoli è ancora in partita, eh? Si può anche punire una squadra sprecona. Con noi succede spesso. Succedeva spesso quando il Napoli creava. Raspadù. Mamma mia. Politano, veramente fai! Madonna mia! Di Lorenzo. Bello, giustamente Rachmani avanza e fa il cross per la testa di Raspadù. Stanno chiamando un fallo di mano, che si fa? Mazzari non se ne perde uno quando deve fare così. Leao se li è scartati tutti. Questo non c'è mai il rigore, Pulisic, alzati. Bello Lindstrom. Vai Oliver. Maron. Ulimma di rapport. Bravo Juan Jesus. Io ve l'ho detto, non c'era il rigore su Pulisic, ma Rachmani comunque con due mani sulla schiena. Non c'è il rigore là, ma che cacchio, è proprio scuola cacchio. Perché non è in fuorigioco Florenzi? Maronna mia. Non ha tirato, ma... Ah, era in fuori. 45 anni che il Napoli non segna per 5 partite così. 45 anni. Anche Zampino. Juan Jesus, ammonito, diffidato, squalificato. Vabbè. Però guarda, andate a vedere. Mamma mia, la simulazione di te. Oh, non c'è la lamentela, è la voglia di non perdere un bello sport, perché il calcio lo abbiamo perso. Se prende un tocchettino qua e... aiuto! Chiamate la polizia, i pompieri, le ambulanze. Segna, Politano. Se non è fuori gioco, Leao, bravo Gollini. Era fuori gioco. Manco Sfizzi, un bel recupero di Lorenzo, era fuori gioco. Madonna mio padre, no! Madonna mia di Lorenzo, no! Questo era l'assist di Lindstrom che andava in gol, madonna mia! Ah, c'è la manina di Musa! C'è la manina di Musa così! Signori, ma state controllando il fallo di mano o anche il fallo su Di Lorenzo? Niente, no, non c'è niente. Bellina comunque la difesa a 3 con due terzini Di Lorenzo e Oliveira e Rachmani e poi tutti avanti a caso. Beh, signori, Politano invece di continuare ti prendi il fallo. Vabbè, forse è un'idea geniale per far salire Gollini. Dai, così queste sono le cose che ti sorprendono. Quello. A fischiare. Tutti a terra doloranti. Signori, è una... Guarda come esultano. È deprimente. Ne andiamo a parlare. No, io questo poi vi arriva il giorno dopo. Quindi tra qualche ora analisi tattica con screenshot molto interessanti. Vi chiedo i like di depressione.